Il campionato di promozione al suo primo punto di svolta. È tempo di scontro al vertice qui al Basilio Canu di Sennori. Scendono in campo Sennori e Nuorese. Pudu dentro per Taddeu, anticipato ancora la Nuorese che prova ad alimentare l'azione con Cocco che ci prova con il destro. Maiona oppone i pugni, decide di non rischiare la presa Domenico Maiona. Steri centralmente per Cocco, c'è Bonetto su Cocco, Cocco protegge il pallone, pensa alla conclusione col destro, qui Maiona non è irreprensibile nel suo intervento, guadagna il primo calcio d'angolo anche la Nuorese. Emerson scambia con Peana, ancora Emerson, qui rischia qualcosa, poi arriva Rivera, ma attenzione perché Capra ci prova dalla distanza, pericoloso il Sennori su questa palla persa dalla Nuorese. E ancora Emerson, palla in avanti a cercare Taddeu, fa protezione del pallone, Taddeu che riesce ad andare via, Taddeu col sinistro, Maiona ci arriva e poi va a riprendersi il pallone il portiere del Sennori. Occasione per la Nuorese al 18° minuto. Battuta verso il centro, la spizzata di Capra, palla sul fondo, occasione Sennori al 29°. La battuta di Emerson, Maiona, palla sul palo, Taddeu non riesce a spingerla verso la porta, palla sul fondo, occasionissima per la Nuorese, la toccata sul palo Maiona, la punizione di Emerson. La battuta di Emerson, Peana sul primo palo, respinge un difensore del Sennori, azione ancora buona con Emerson che la rimette al centro per Passalenti che non ci arriva Taddeu, si immola Masia. Altro calcio d'angolo, ma grande occasione per la Nuorese. C'è Rivera sul pallone, gioca lungo a cercare Taddeu, anticipato dall'intervento di Bonetto, quindi Cocco prende palla su Desini, ci prova Cocco dalla distanza di controbalzo, palla lontana dallo specchio della porta. Primo tentativo per la Nuorese in questo secondo tempo che arriva al 7° minuto. Arriva il fischio del signor Melis, va Emerson, Maiona la alza sopra la traversa. Qui attenzione perché recupera la Nuorese con Steri che mette in movimento Cocco, Cocco in avanti per Piredda, Piredda, area di rigore, Piredda si deve fermare, Piredda ci prova col pallonetto, palla fuori di un soffio, grande occasione per la Nuorese, partita che si è infiammata con Andrea Piredda che ha cercato il gol da Cineteca. Riparte la Nuorese con Peana, Peana allarga sulla destra dove c'è Mauro Ruggeri gioca dall'altra parte su Piredda, posizione regolare, palla per Cocco, Cocco prova il destro dalla distanza, palla sul fondo. Intanto la battuta di Emerson verso il centro, la sponda di Manfredi mette fuori la difesa del Sennori che adesso ha un'ottima occasione per ripartire, lo fa con Magli, si sovrappone Porniche, Magli invece gioca dall'altra parte dove c'è il numero 24 Nurra, la chiusura di Ruggiu è prodigiosa e fondamentale. Calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra, pallone al centro, il colpo di testa e la palla sul fondo, l'occasione per Capra, c'è stata un'altra deviazione, vicinissimo al gol del vantaggio il Sennori che chiude in avanti con un altro calcio d'angolo con Emerson che gioca sulla destra per De Murtas. De Murtas indugia un po', poi mette il cross col sinistro sul secondo palo, Cocco direttamente su Maiona, né un tiro né un cross e su questa azione finisce la partita del Basilio Canu, né vincitori né vinti in questo scontro al vertice della 12ª giornata. Finisce 0-0 tra Sennori e Nuorese.